Concludo, vado a continuare quanto avevamo lasciato in sospeso la volta scorsa, perché non sono riuscito a concludere la parte dedicata a Don Steb. Giunge 18enne a Verona e ecco che velocissimamente si converte dal luteranesimo, perché lui nato e cresciuto in un ambiente, in una famiglia luterana, si converte al cattolicesimo. I suoi genitori lo diseredano e non lo riconoscono più come figlio, al punto tale che lui non li incontrerà più, farà dei tentativi per contattare sua mamma, non ci riuscirà a scambiare 2 lettere con la sorella, ma molto avanti negli anni. Dice il Papa Paolo VI, il suo spirito in queste vicende non si inasprì ma si fortificò, aiutato da persone caritatevoli che nel momento in cui lui era anche senza mezzi lo aiutano, e in questa sua adesione radicale al cattolicesimo lì sono già contenuti i germi anche della sua vocazione sacerdotale, perché in tempi velocissimi, dopo 6 mesi dal suo arrivo a Verona, diventa cattolico e subito dopo chiede di entrare in seminario. E in quel seminario, dove impostato dal vescovo Avogadro, che voleva i suoi preti tornare ad essere missionari, in cura d'anime e non semplicemente legati ad un ruolo, a un privilegio, ma che fossero dotti e santi. Prima che santi li voleva dotti, in grado di predicare, di fare la dottrina cristiana, di dare le ragioni della fede che è in noi. Verrà ordinato addirittura, non aveva ancora compiuto 23 anni, certo c'era bisogno della dispensa del Papa. Il primo incarico è la cura spirituale dei civili tedeschi presenti in città e incomincia a unirsi, oltre a questo, all'amico Don Leonardi, e inizia l'opera della Sacra Fratellanza, quei preti che fanno assistenza spirituale e anche materiale nell'ospedale della Misericordia, che era a quel tempo in piazza Bra. Proprio in quel frangente, in quel momento arriva l'esercito francese, c'è la guerra che imperversa nei dintorni attorno alla città di Verona, e quindi Verona si riempie di feriti militari, soldati francesi e austriaci, e lui è l'uomo inviato dalla provvidenza. Mi sembra che fossimo arrivati qua, l'uomo della provvidenza, perché lui conosce il francese, essendo stato in Francia, conosce l'italiano, e conosce il tedesco, che è la sua lingua madre, e conosce anche il latino, per quando ci sarà una nuova fase della guerra dove arriva anche l'esercito russo, che allora usava anche il latino. Ma il suo campo d'azione era soprattutto il lazzaretto, dove erano ammassati i feriti austriaci e dove c'era una situazione terribile, dove vi morivano anche 250 individui alla settimana. Lui si prestava a tutti i servizi, giorno e notte, ignorando fatica, il pericolo del contagio, cosa che avverrà effettivamente, si ammalerà, sarà in pericolo di vita, sarà prossimo alla morte, ormai si disperava di salvarlo, e invece guarirà. Accadrà la stessa sorte anche a Don Leonardi, non mi ricordo se questo l'avevo ricordato a suo tempo, mi sembra di no. Lui si era ammalato, e anche Leonardi, e tutta la città fece, sì, questo sì mi sembra di averlo detto, che si era messo a pregare, recitare, fare una novena, e al termine della novena Leonardi miracolosamente si ristabilì. Successivamente la guerra imperversa e anzi infuria ancora di più, perché ci sarà una seconda fase della guerra, quando gli austriaci riescono a riconquistare lentamente il territorio, con un incremento anche della presenza dell'esercito russo, e soltanto per la riconquista della città ci saranno
decine di migliaia di morti, tant'è vero che il capo del governo austriaco chiede alla cittadinanza veronese aiuto, assistete i moribondi, assistete i soldati che sono venuti a sacrificare la loro vita a migliaia di chilometri di distanza dalla loro patria per voi. E quindi fate il possibile. E in quel frangente, vi avevo già accennato parlando del Leonardi, il comandante capo qui della città di Verona, austriaco, chiede, vista la situazione disperata nell'ospedale della Misericordia, venivano assoldati ben 400 persone, assistenti alla settimana, per assistere i malati. Ed è in questo frangente, l'avevo già detto, lo ripeto qui parlando dello STEB, in questo frangente ci si accorge che non possono esserci delle persone, loro usano questo termine, mercenari, cioè pagati, per assistere i malati perché non erano in grado, lo facevano svogliatamente, non avevano le competenze, lo facevano soltanto per avere un piatto da mangiare. Si pensava di risolvere così due problemi, con un piccione, con una fava, due piccioni, cioè risolvere il problema dei feriti e svuotare le strade dagli accattoni. Sì, ma tu prendi gli accattoni e li metti ad assistere i moribondi e così aggravavi la situazione. Allora si convincono i tre amici, Leonardi, Steb e Canossa, di mettere in piedi qualcosa che avesse a che fare con la vocazione. Ci vuole una dedizione, cioè gli infermieri devono avere una vocazione, non possono farlo per soldi, quindi deve esserci proprio. Allora cercano di mettere in piedi un istituto e una congregazione di donne che potessero servire di religiose, che diventassero religiose, quindi con la vocazione a Cristo e alla carità, per servire gli ammalati e i feriti. Perché donne? Perché questo permetteva di entrare anche nei reparti delle donne, perché mentre le donne entravano nei reparti maschili era non adeguato che i maschi entrassero nei reparti delle donne. Ecco, qui vi stavo dicendo, e quindi sperano di trasformare il settore femminile della fratellanza in una vera e propria congregazione religiosa, affidando il compito alla Canossa, ma vedremo che fra poco parleremo della Canossa. Proprio in quel tempo lì la Canossa gli è stato cambiato come il piano, la prospettiva, si sta già impegnando su altri fronti. 1801 c'è una pace, una tregua tra i due eserciti. Una tregua tra i due eserciti, ma che segna una disgrazia per la città di Verona, perché i due eserciti si mettono d'accordo, si spartiscono praticamente l'Italia settentrionale e quindi la parte verso la Francia alla Francia, la parte verso l'Austria all'Austria, e il fiume Adige fa da confine, ma il fiume Adige taglia la città di Verona in due, e quindi avevamo i francesi sulla riva destra e gli austriaci sulla riva sinistra, quindi la città divisa in due per 5 anni. Però è vero che in questo periodo c'è un momento di relativa pace e quindi la pressione degli ospedali diventa meno presente, insomma. E allora Steb, Leonardi e la Canossa possono dedicarsi ad altro e incominciano a dedicarsi all'attività catechistica, alle missioni popolari, alle predicazioni, agli esercizi spirituali. Don Carlo, che insomma non aveva sta gran parlantina e nonostante tutto, conoscendo l'italiano, ma la sua lingua madre era un'altra, lo vediamo anche Sinner quando parla benissimo, però si riconosce che insomma le preposizioni le mette un po' a caso. C'è un simpatico video già di Crozza
dove gioca proprio sulla questione imita Sinner proprio con la questione delle preposizioni. Comunque, arriviamo a noi senza disperderci, e quindi Don Carlo si dedica soprattutto alla confessione, mentre ci sono i predicatori nella chiesa di Sant'Agnese, che è dove c'è oggi il Palazzo Barbieri, e di Santa Maria, che era il luogo della predicazione, delle catechesi. Don Steb sta in confessionale e per ore e ore e ore confessa. E poi la direzione spirituale, quindi a chi si confessava gli dedicava anche, ad alcuni perlomeno, del tempo maggiore. I due vecchi amici, Leonardi e Steb, erano complementari. Uno, Leonardi, vulcanico e trascinatore, l'altro riservato, riflessivo, metodico, ponderato. Don Carlo contribuisce al frequente scambio di libri tra Verona e Milano. Questo scambio vi avevo già accennato quando ho parlato di Leonardi, lo vedremo meglio con la Canossa, perché sarà proprio grazie alla Canossa, a delle conoscenze sue che mettono in contatto la realtà della carità, il mondo della carità e dell'assistenza milanese con quella veronese, e uno scambio di libri che Don Steb traduce in tedesco, li spedisce a Milano, li stampano, li riprende, tornano qui e li distribuisce tra i malati. Sono Via Crucis, novene, preghiere varie. Riprendono nell'ottobre del 1805 le ostilità tra i due eserciti. L'esercito francese passerà dal ponte Scaligero e quindi da Castelvecchio va dall'altra parte alla Campagnola, così era chiamata quella zona lì, e incomincerà a invadere anche la parte di Veronetta. In quel frangente farà saltare, già prima, quando avevano consegnato la parte agli austriaci, avevano distrutto i forti, avevano fatto la chiesa più antica, con tutta probabilità la chiesa più antica di Verona era Castel San Pietro. Castel San Pietro si chiama Castel San Pietro perché c'era una chiesa, probabilmente la prima chiesa costruita a Verona. E nel 1801, prima di consegnare quella parte agli austriaci, grazie agli accordi della pace di Lunéville, ha fatto esplodere tutto Castel San Pietro per indebolire le difese della parte che sarebbe stata data agli austriaci. Hanno demolito parte delle mura e fatto saltare anche un forte che era lì a San Giorgio. E comunque tornano le truppe, la guerra continua ininterrottamente per 4 anni e Don Carlo torna sui campi di battaglia negli ospedali militari. Però era accompagnato da un manipolo di sacerdoti, tra questi il suo amico Leonardi. E in questa missione di carità sia Don Leonardi che Don Steb si distinguevano per le molte conversioni che ottenevano, e sarà questo uno dei motivi per cui Don Leonardi verrà arrestato. Lui, Don Carlo, e il suo ministero si svolgeva anche su altri fronti, era sempre molto sensibile nei confronti della realtà femminile, perché diceva, insomma, con gli uomini in qualche modo si dice, ma le donne, chi è che va dietro a loro? Chi è che le assiste? Chi è che dedica il tempo a loro? E allora, anche perché erano quelle più indifese, e quindi si dedica, so che vi ha fatto sorridere alcune espressioni già la volta scorsa, le donne pericolanti e le donne traviate, era il linguaggio di allora, ma non occorre molte traduzioni per capire di che cosa si tratta. C'erano dei ricoveri per queste categorie di persone, una di queste era a Santissima Trinità, e lui si dedica e si prodiga anche in questi ambienti, suscitando e ottenendo conversioni anche tra le traviate e le pericolanti. Nel 1813
guerra di Lipsia, tra sempre le truppe napoleoniche, le truppe austriache e prussiane, e il tifo giunge fino a Verona. E anche qui chi si dedica a proprio rischio e pericolo, Don Carlo sarà tra i primi. Lo Steb era nuovamente in prima linea, e anche Don Leonardi e parecchi altri furono colpiti dal tifo, e quindi occorreva sostituirli nel servizio. Nel 1814, in febbraio, il 4 febbraio, termina il dominio francese qui a Verona, e cessava quindi anche l'urgente assistenza negli ospedali militari. Allora la missione apostolica di Don Carlo va su altri fronti. Contribuisce, ecco qui l'elenco, dopo il 14, un po' prima e soprattutto dopo, permette a Don Carlo di dedicarsi anche in altri fronti. Contribuisce a far rifiorire il seminario vescovile del collegio vescovile, diventando insegnante di lingua straniera, estendendo lui la Ratio Studiorum, scrivendo anche la riforma della vita interna del seminario, e facendo uno dei padri spirituali, lui, del seminario. Insegnante di tedesco per 16 anni al recente, appena fondato da poco tempo, il Collegio Reale delle Fanciulle agli Angeli. Erano 2 i licei. Sotto il dominio francese, il primo liceo nel 1804 sarà il liceo che è l'attuale Maffei, e poi il secondo, fondato invece dagli austriaci, sarà gli Angeli, e c'era già le ospiti lì, le donne, le ragazze, e Don Steb insegna tedesco lì agli Angeli e fa anche il cappellano lì. E dal governo austriaco viene incaricato di stilare il programma dell'insegnamento della religione nelle scuole, e quindi per il governo, e viene incaricato dal governo. Si continua a dedicare al ministero del confessionale, direttore spirituale fra i più ricercati, e si dà da fare anche per ripristinare gli istituti religiosi, perché con la fine del dominio francese e quindi parte il tentativo di rifondare gli ordini che erano stati soppressi. In alcuni casi si riesce, in altri no, ma il suo antico amore e la predilezione è proprio per gli ammalati nell'ospedale civile, che nel frattempo nel 1812 è stato spostato, non è più in Piazza Bra e dopo verrà successivamente demolito, ma viene spostato a Sant'Antonio, e quindi lì in Valverde. C'era l'ospedale e annesso il ricovero. Vi avevo già detto che si distinguevano gli ammalati dalle persone non autosufficienti. In uno all'ospedale civile gli uni, nell'altro l'ospizio o ricovero. E la soppressione delle congregazioni aveva fatto aumentare in modo esponenziale i poveri di tutte le tipologie che vagavano per le strade della città, e il ricovero cittadino ospita centinaia di ospiti, arrivano ad essere più di 700, in un certo momento addirittura 900 persone di derelitti, e la situazione del ricovero è sempre molto precaria per motivi economici, per le condizioni igieniche, per il disordine morale, la promiscuità di tipologie di persone tanto diverse. C'erano anche gli orfani, c'erano i ragazzi, c'erano gli abbandonati, e quindi quello che non avevano imparato per strada lo imparavano lì al ricovero. La situazione era veramente precaria. E Don Carlo
si recava tutti i giorni presso i due luoghi, sia il ricovero che l'ospedale, e era uno dei promotori di carità, e cioè bisognava procacciare soldi per mantenere queste strutture. Era stata costituita una commissione e quindi i promotori di carità che andavano a mendicare casa per casa per raccogliere i soldi, e Don Carlo era uno di questi, faceva il mendicante per raccogliere offerte e per favorire lasciti testamentari a favore soprattutto del ricovero. Don Steb dunque continua anche a coltivare nel suo intimo l'antica idea di per servire adeguatamente gli ammalati e i ricoverati occorre qualcuno che abbia una vocazione, e lui questa cosa qui non l'ha lasciata cadere nel suo intimo, anche perché erano proprio le donne ricoverate ad avere maggiormente bisogno di assistenza. E tre persone che a un certo punto permettono finalmente che questo suo antico sogno e aspirazione si realizzi. La nomina di Don Cesare Bresciani, un suo discepolo, uno dei primi soci della Fratellanza Evangelica, che poi rifonderà a Verona la congregazione dei Camigliani, che sarà direttore sia dell'ospedale che del ricovero, un suo discepolo, un suo amico che favorì alcune cose che metterà in atto Don Carlo. Il vescovo, un vescovo di origine, noi diremo oggigiorno altoatesina, ma tirolese, Gasser, Monsignor Gasser, vescovo di Verona, ed è presidente della commissione della pubblica beneficenza, e quindi con un occhio di riguardo nei confronti di Don Carlo, che era il suo confessore. E infine l'incontro con Luigi Apolloni. Non vedo, adesso non mi ricordo, il Gino Mengalli, che voleva che parlassimo dell'Apolloni, ci tradisce questa sera. E quindi ecco qui Luigi Apolloni, una ragazza che lui aveva conosciuto Don Carlo, un farmacista che lo aiutava molto, la figlia Luigia Apolloni, adesso vedremo, spenderemo una parola per lei. La compresenza, la coincidenza di queste tre figure permettono di realizzare il sogno di Don Steb. I primi due contribuiscono a mettere ordine nell'ospedale e nel ricovero. La terza, che è una discepola spirituale di Don Carlo, lo affianca notte e giorno nella sua assistenza, soprattutto durante l'epidemia di colera che si abbatte su Verona negli anni 35 e 36. Insieme, a un certo punto, l'Apolloni con altre tre compagne incominciano ad abitare stabilmente nel ricovero e superano lentamente lo scetticismo delle autorità, dei colleghi, della situazione, e quindi lentamente, prestandosi anche facendo i lavori più umili, si guadagnano la stima, la considerazione delle autorità, e quindi lentamente prendono via via consensi sempre maggiori. E qui mi sono scritto anche via via, passando dalla cura delle salme, lavavano i morti, e poi diventano Apolloni guardarobiera, poi vengono incaricati di fare le infermiere nell'ospedale. L'Apolloni addirittura diventa governante responsabile del ricovero, e poi lentamente si affiderà da parte dell'istituzione ospedaliera e del ricovero, si affida all'Apolloni l'incarico di istruire le ragazze. Così anche l'opera nata da Don Steb entra nel campo educativo. Ecco, e queste quattro prime compagne costituiranno proprio l'inizio delle Sorelle della Misericordia. Sono queste quattro amiche che
che seguiranno Don Steb e costituiranno il primo nucleo di quelle che saranno poi la grande congregazione del Sorelle della Misericordia. Le prime fondazioni fuori Verona saranno a Colonia Veneta, a Montagnana, Este, Zevio, Monselice, queste le fondazioni con Steb ancora vivo. Muore poco prima di compiere 92 anni e vi leggo le considerazioni che Papa Paolo VI, quando lo dichiara beato, fa, che io ho ritenuto molto, molto interessanti e che andiamo a leggere senza dover inventare parole nuove. Non uomo di molte parole, ma di molte opere, di profonda e contenuta sensibilità e di fermissimi propositi. Il periodo centrale della sua vita ecclesiastica, quello di un sacerdote senz'altra qualifica all'infuori di quella di cappellano provvisorio in via di stabilità, destinato all'assistenza, empiricamente concepita e eroicamente esercitata, assistenza morale e religiosa delle comuni umane miserie e delle improvvise calamità. Il ricovero, il lazzaretto, l'ospedale, le scuole trovano per anni questo prete austero, assiduo, premuroso, infaticabile, curvo su ogni umana infermità. Alle malattie del corpo il suo programma pastorale aggiunge i bisogni delle anime. Diviene confessore, paziente e sapiente. Ed ecco qui le considerazioni finali interessantissime. La sua storia sembra uniforme e monotona, ma non so che impressione ha dato a voi, non certo di una monotonia, ma pensando a tutti i giorni che si ripetono e si succedono l'uno all'altro, forse anche una certa monotonia. È invece quella di un medico, sempre tesa, sempre nuova. Bisogna averne una visione esatta per applicarla al nostro tempo. Il Papa lo dice negli anni 60, 70, ma vale anche per noi oggi. Per convincersi di quanto ingiustificata sia la problematica oggi tanto diffusa, e questa era una cosa molto presente negli anni passati, circa la cosiddetta identità del sacerdote, quasi che la sua instabilità sociologica, la mancanza di una sposa o della famiglia, i continui trasferimenti, che talvolta crea la solitudine intorno al prete, arrivi fino a insinuare nel suo animo il dubbio circa la propria ragion d'essere. Pensate, qui sono gli anni in cui le grandi discussioni, le grandi questioni, l'identità del prete, qual è l'identità del prete, qual è il suo ruolo specifico? All'interno di queste domande nasceva anche tutti i tentativi di varie comunità, di vari esperimenti, tutta la questione dei preti operai. Basta infatti al prete, per la sua identità, che egli conservi il genio del suo ministero, cioè la realtà del suo ministero, e abbia occhio e cuore per l'umanità che, volere o no, lo circonda, per accorgersi della premente e privilegiata necessità dell'opera sua, oggi tanto più reclamata quanto minore è il numero dei ministri di Cristo, dispensatori dei misteri di Dio, e quanto più varia e refrattaria è la psicologia delle folle lontane dal Vangelo. Il beato Carlo Steb insegna ed assiste. Ecco, ho voluto concludere con queste considerazioni che mi sembrano la conclusione sintetica e più bella, più di tutto, di quanto avrei potuto fare sicuramente io. Partiamo con la Canossa. Eccola qua. Lontana discendente della contessa Matilde di Toscana. A volte qualcuno fa confusione. Ecco, quindi così come non diamo per scontato che si sappia perché Don Carlo Steb ha un nome e un cognome tedesco, non diamo per scontato neanche il nome di Maddalena di Canossa,
Matilde di Canossa, famosa per alcune vicende della storia della Chiesa, ma è vissuta nel XI secolo, quindi di Matilde di Canossa, che a quel tempo era proprietaria di una notevole parte d'Italia e quindi era schierata dalla parte del Papa e non dell'imperatore tedesco. E Maddalena è una discendente di un ramo parallelo, ecco, dei Canossa. Nasce a Verona 1774, c'ha un anno meno di Carlo Steb, 5 anni meno di Pietro Leonardi. Il papà marchese Ottavio, la mamma una contessina ungherese, giovanissima Maria Teresa di Shulua, chissà come si pronuncia. Palazzo Canossa in città, questa è la casa sua, dei conti, dei marchesi di Canossa, e oggi Banca d'Italia, ecco, e in via Cavour, ecco una immagine, il palazzo, allora qui vedete l'arco dei Gavi, il palazzo è questo qui e anche con due ali, queste due ali che danno verso l'Adige, e quindi una piccola dimora. Ma non solo, questo era il palazzo, la casa invernale, questa è la casa estiva. La casa estiva, Villa Canossa a Grezzano, che è nei paraggi di Mozzecane, non so se l'avete mai vista, ecco, è per estensione, adesso non lo so se l'estensione si riferisce alla parte costruita, e quindi alla villa o al parco, è la seconda villa per grandezza d'Italia, perché la prima è la residenza, la reggia di Caserta, questa è la seconda. Ora non so se ci si riferisca all'area del parco o dell'edificio della parte costruita. Parte costruita adesso è tutta chiusa da anni annorum, c'era un'ala qui dove c'è un centro culturale del comune di Grezzano ed sta cadendo in rovina. Muore a Verona il 10 aprile del 35 a 61 anni. Terza di 7 figli, 3 dei quali muoiono da piccoli e quindi restano lei, la più grande, dei 4 rimasti, 3 femmine e un maschio, oltre a lei è la più grande e quindi c'è lei, poi c'è il maschietto, Bonifacio, e poi le altre 3 sorelle. La personalità di questa bambina, esuberante, affettuosa, candida, ma anche caparbia, tenace, dura a cedere. Casa Canossa. C'è un elemento particolare di Casa Canossa, del palazzo, che influirà in modo determinante nella storia e nella vita di Maddalena. La famiglia paterna è numerosa, ma sono tutti maschi. Il papà ha un sacco di fratelli maschi, è pressoché inesistente la presenza femminile. E siccome anche tra le sorelle sarà lei l'unica che non si sposerà, poi essendo anche la più grande, sarà lei che deve accudire agli zii, insomma, sarà costretta a rimanere in famiglia a lungo. L'infanzia e la giovinezza di Maddalena. La sofferenza, fa l'esperienza della sofferenza prestissimo. Abbiamo visto che anche questo elemento ha inciso molto nella vita di Don Carlo,
e l'elemento sofferenza gioca sempre un ruolo, o presto o tardi, nella vita delle persone. A 5 anni resta orfana del papà. A 7 la mamma si risposa e lascia i 5 figli piccoli ai vecchi fratelli del padre. Questa cosa qui, lei non vedrà più sua mamma. La mamma farà dei tentativi per incontrare i figli e ci riuscirà in modo episodico con gli altri 4, ma Maddalena si rifiuterà di incrociare sua madre, e questo era un elemento, per la causa di santità, era un elemento problematico. Ma com'è possibile che una mamma che a quell'epoca aveva 26 anni, 27, avendo 5 figli, li abbandoni? Probabilmente il motivo è che gli zii paterni, i fratelli del papà, hanno posto la donna che voleva risposarsi, si risposerà con un nobiluomo mantovano, dirà: qui quello lì non lo porti qua, quindi tu devi fare una scelta, o l'uomo o i figli. E il rimprovero che Maddalena ha sempre fatto a sua madre è quello di aver scelto l'uomo. Certo, gli zii hanno posto come un'alternativa, no, iniqua, però insomma, ecco, ma a me stupisce sempre una cosa. Sono stato molto amico di diverse persone e ne ho presente 2 che hanno avuto nei confronti dei genitori o di uno dei 2 genitori come un astio, un odio, un risentimento che si sono trascinati per tutta la vita, e questi genitori sono morti. Il risentimento era nei confronti del genitore perché è morto da piccoli. Allora, la psicologia di un bambino: come puoi incolpare tua mamma che è morta quando tu avevi 3 anni, pensando che la morte sia coinciso, sia come per una colpa sua che ti abbia abbandonato? Ma la psicologia di un bambino questo non riesce a elaborarlo. Io vi dico, in 3-4 casi ho avuto a che fare con persone adulte, molto adulte, che questa cosa qui per tutta la vita non sono riusciti a superarla. Non più tardi di una settimana fa, ad un incontro, una persona a 70 anni, questo qui, a un certo punto mi ricordo che 10 anni fa aveva tirato fuori questa questione, e l'ha ritirata fuori a distanza di 10 anni, pari pari. In qualche modo, se prima ho citato l'esempio di uno rimasto orfano di madre, questo ha sempre avuto un problema con sua madre, pensate un po', e con tutte le donne da quel momento là in poi, pensate fino a che punto può arrivare una ferita, e dall'altra questo invece con suo padre. Ma che colpa ha uno, poveretto, no? E pensate qui, no, in qualche modo mi serve questo esempio per cercare di capire che cosa può essere capitato nella psicologia di una bambina, in questo caso, tanto da non voler più vedere la propria madre per tutta la vita. Una così aperta a tutti, come vedremo. E quindi Maddalena aveva 9 anni, il fratello 7, Bonifacio, e poi le altre 5, 4 e 2. Vengono affidate ad una istitutrice francese e sarà una guerra tra Maddalena, caparbia, tenace, dura a cedere, e questa istitutrice, fuoco e fiamme. A 15 anni viene colpita da una serie di malattie che la costringono a letto per mesi, isolandola da tutti. E c'era
una natura strana queste malattie, perché avevano molto di psicosomatico e quindi si era tirata addosso anche il giudizio di una che era una malata immaginaria. Fatto sta che in questo frangente nascono come dei germi di vocazione. Queste esperienze la mettono a dura prova, ma ne rafforzano lo spirito, avvicinandola a Gesù, soprattutto al suo amore crocifisso. E in queste malattie giunge alla decisione di consacrarsi totalmente a Dio, ma non ha chiara la forma, come consacrarsi a Dio, ma come. E questo durerà per 10 anni, questa sua incertezza, da una parte il desiderio di questa consacrazione totale a Dio, alla volontà di Dio, e poi cercare di capire ma come, ma dove. A quel tempo, quindi c'erano dei momenti alti e bassi, di profondo entusiasmo e di profonda depressione dall'altra, la chiarezza incomincerà a venire pian pianino con il suo confessore, direttore spirituale, Don Libera. A quel tempo consacrarsi per una donna totalmente a Dio voleva inevitabilmente dire entrare in clausura, perché fino a, siamo nel Settecento, tutto il Settecento, la vita religiosa femminile non conosce la vita attiva come le suore che conosciamo oggi. Fino a questa epoca qui l'unica possibilità è quella di entrare in monastero. Legge, su consiglio appunto del suo direttore spirituale, le regole di Santa Chiara d'Assisi, le opere di Teresa d'Avila, che la affascinano, soprattutto Santa Teresa per l'intensa vita di preghiera. Decide di farsi carmelitana. Il suo direttore spirituale non era tanto convinto, anzi chiede che desista, ma lei decide ed entra nel monastero delle Terese qui a Verona. Il monastero delle Terese è dove c'è oggi il cinema delle Stimate. Infatti la via che fa angolo con la chiesa delle Stimate, il teatro delle Stimate, ho detto chiesa? Il teatro delle Stimate, la strada che fa angolo si chiama Vicolo delle Terese, e se voi guardate il teatro delle Stimate c'è la facciata di una chiesa, era la chiesa del monastero delle Terese. Se conoscete un po' l'ambiente interno delle Stimate, sotto c'è la palestra, dove c'è la palestra c'era il monastero, e andava fino in fondo sulla via Bertoni, quella che poi di là c'è il Messedaglia, ecco. Lì c'era il monastero delle Carmelitane, entrerà e rimarrà 15 giorni, 2 settimane, non si trova bene, entra allora dalle Carmelitane di Conegliano e resta lì 8 mesi. Saranno 8 mesi molto importanti, perché adesso vedremo, farà delle esperienze interessanti, ma gli ostacoli sono da parte degli zii, i familiari, che dicono: ma cosa vai a fare? Abbiamo bisogno di te qui, anche perché gli zii, tranne l'ultimo, erano tutti anziani e avevano bisogno di assistenza. Andava via Maddalena, che era la più grande, cosa facevano? E poi i 3 gesuiti a cui i familiari si erano rivolti per dire: sentite un attimo, parlate, confessatela, dirigete, ma fatela tornare a casa. Anzi, li avevano addirittura foraggiati con soldi, li avevano pagati per convincere la nipote a non farsi monaco. Ma loro, il motivo della loro contrarietà non era perché erano stati pagati, erano veramente convinti che il monastero non fosse il luogo adatto per Maddalena. Il suo stesso direttore spirituale, una suora carmelitana che era presente lì, molto più anziana, saggia, che aveva incominciato a conoscere bene Maddalena, che la invitava ad esistere. E poi il suo stato interiore diceva: io mi trovo bene,
con la testa, ma sotto sotto non era contenta. E infine Dio che con mezzo imprevisto tagliò la strada a lei e si trovò costretta ad abbandonare quella vocazione. Ne parlerà lei nel diario, lei scrive un diario, ma qual è questo mezzo imprevisto? Anche i biografi non sanno identificare qual è la circostanza attraverso cui ha capito un segno che Dio le ha mandato, chissà quale circostanza che l'ha fatta desistere e tornare a casa. Tuttavia l'esperienza fatta nel monastero di Conegliano le ha dato delle indicazioni. Si è entusiasmata per l'intensa vita di preghiera con dei tempi molto lunghi, perché nella vita carmelitana e in modo particolare nei monasteri carmelitani c'è un ampio spazio dato alla preghiera e anche con il magistero della stessa Teresa d'Avila. E poi si era verificato questo fatto che tutte le monache si ammalano, tranne una e lei si mette ad assistere le ammalate e a fare l'infermiera, ma per un periodo lunghissimo, per mesi fa l'infermiera, e sta roba qua lei ha visto che le piaceva, la soddisfaceva, ed era quello per cui lei si sentiva realizzata in questa opera di carità, di servizio, di attenzione verso le inferme. Però decide alla fine di dire, e anche su indicazione del suo direttore spirituale, di vivere tra le mura domestiche quello che avrebbe voluto vivere tra le mura della clausura, compresa l'assistenza agli infermi che in casa Canossa non mancavano mai, con tutti gli zii veccioti, e poi ci penserà anche un'altra circostanza a tenerla a casa ad assistere gli ammalati. Vi anticipo, perché lo zio più giovane si sposa e avranno un bambino che sarà malaticcio lui, e poi malaticcia anche la zia. La guerra, arrivano i francesi. All'avvicinarsi dei francesi a Verona molti fuggono, quelli che possono, i nobili ovviamente, fuggono in luoghi più sicuri, e quindi all'annuncio che i francesi hanno passato le Alpi, stanno avvicinandosi, perché la guerra incomincia già in Piemonte con delle battaglie che i francesi via via vincono e si avvicinano al veronese, le famiglie che possono si spostano. Maddalena viene spedita con i 3 fratelli più giovani e tutta la servitù, gli zii restano a Verona, vengono spediti verso la fine di maggio del 96 a Venezia. E questa circostanza sarà importante perché la 23enne Maddalena fa la padrona di casa e si dimostra capace amministratrice e padrona di casa, e nei confronti dei fratelli amorevole madre. Ma quando i francesi nel 97 ormai sono padroni anche di Venezia, lì tanto vale, siamo sotto i francesi qui, sotto i francesi a Verona, tanto vale che torniamo a casa. E quindi tornano a casa nell'ottobre del 97. Tenete presente che a Verona, tornando a Verona, Verona è tutta un grande ospedale in quel frangente. E intanto matura nel suo cuore l'urgenza e il desiderio di realizzare una cosa grande. Un piano per salvare le ragazze dalla strada, assistere le inferme negli ospedali, creare una scuole per infermieri, unificare i vari ospedali della città. Allora qui ho sbagliato a mettere qui, evidentemente mi è scappata questa diapositiva troppo presto, perché va un po' più avanti. Qui quando torna a casa muore la giovane zia che lascia orfano il figlioletto di appena poche settimane, e ora Maddalena men che meno può lasciare la casa paterna. Ed è colpita dalla situazione che con la guerra la città
oltre che piena di ammalati, è anche piena di ragazzi abbandonati che girano vivendo di espedienti e di ragazze che vivono di espedienti. Allora riesce a trovare energie e denaro per poter fare qualcosa, perché lei dice: io non posso ospitarle a casa mia con i miei zii e con i miei fratelli, con il bambinetto. Allora cosa posso fare? Allora lei qualche soldo ce l'aveva, ma non aveva di suo delle grandi disponibilità, allora raccoglie offerte in giro e riesce a trovare incomincia con 3 e le fa ospitare da alcune famiglie e paga le famiglie per ospitare queste ragazze. Contemporaneamente però assiste i malati all'ospedale della Misericordia ed è lì che conosce Don Leonardi e Don Steb e incomincia a far parte della fratellanza, diventando una delle prime socie del ramo femminile, le dame della fratellanza, manifestandosi una delle più vivaci e membre più attive. Cercano nel 99 di fondare le figlie ospedaliere, in quel frangente che vi ho detto, quando il governatore Rise cerca di assolda i civili, 400 civili a settimana e lì si vede che è un disastro. Allora i 3 amici con la Canossa, compresa la Canossa, cercano di fondare il ramo delle figlie ospedaliere, cioè gente con vocazione per assistere gli ammalati. Ma lei, ecco, a questo punto dovevo mettere quella diapositiva che vi mostro adesso, torno indietro, e nel suo cuore però matura il desiderio di realizzare una cosa grande, un grande sogno, ma questi non erano soltanto sogni, incominciano anche a strutturare, lo chiamano proprio piano come sinonimo di progetto, di strategia, di disegno. E qual era questo disegno? Lei è preoccupata e desidera salvare le ragazze dalla strada, assistere le inferme negli ospedali e creare delle scuole per infermiere che educhino le infermiere ad assistere agli ammalati, perché quello a cui si assiste è veramente lo sbando, perché gente non preparata per assistere gli ammalati, i moribondi, e unificare i vari ospedali della città, perché c'era l'ospedale maggiore che era quello della Misericordia, ma ce n'erano altri piccolini, ma delle condizioni igieniche e sanitarie insostenibili e improponibili, e quindi per facilitare l'amministrazione e anche la cura di questi ospedali, unificarli. Allora il suo direttore spirituale le suggerisce di parlare col vicario generale di questo suo disegno, di questo suo progetto, per sottoporgli appunto il piano. E il vicario generale le dice: ma ascolta, parlane col vescovo. E il vescovo chi è? Il vescovo è il vescovo Avogadro, che abbiamo visto, quello che aveva risistemato il seminario e che voleva i suoi preti missionari. A un incontro con Avogadro che risulta, questo incontro, fondamentale per Maddalena. Il vescovo dice: bello, brava, sì, ma quello che hai in mente di fare per una persona sola è irrealizzabile. E le dice di continuare ad accogliere le ragazze, ma di interrompere le visite negli ospedali e di abbandonare il pensiero di operare con Don Leonardi. Pensate, Don Leonardi era il discepolo privilegiato di Avogadro. Anzi, l'idea di iniziare a operare e di assistere gli ammalati è un'idea che è venuta ad Avogadro stesso, la scrive nella lettera pastorale appena è arrivato, ma si accorge che all'urgenza degli ammalati, del servizio dell'assistenza degli ammalati, ce n'è una che è addirittura più urgente, e cioè permettere, o meglio impedire ai ragazzi e alle ragazze che si perdano in modo definitivo. Bisogna fare qualcosa per loro. L'urgenza prima è l'urgenza educativa,
E quindi dice: interrompi la visita negli ospedali e dedicati ad accogliere le ragazze. E invece che dedicarti alla scuola per le infermiere, metti in piedi delle scuole popolari gratuite, delle scuole di carità per le ragazze, per le giovani. E queste indicazioni, quando lei esce, è distrutta, perché dice verso le scuole così io provavo grande aborrimento, cioè lei non vuole, ma io sono fatta per un'altra cosa. Ero entrata in episcopio con in cuore una grande opera ospedaliera e ne usciva con una educativa. Il vescovo gli ha stravolto il piano e quindi lei cosa fa? Cerca di prendere sul serio quello che il vescovo le ha detto. Intanto, contemporaneamente, lo stesso Leonardi aveva incominciato a fare una cosa analoga con i ragazzi, vi ricordate, in via San Cosimo, perché i tempi coincidono. E quindi la Canossa, obbedendo alle indicazioni del vescovo, incomincia a raccogliere qualche ragazzina abbandonata e pericolante, pochissime, 3, 4, arrivano a 5 al massimo, e mettendola sotto la direzione di una maestra in una casa presa in affitto, dove essa poteva andare poco per gli impegni della sua famiglia. Quindi faceva due cose: aveva trovato delle ragazze, le pagava per tenerle in alcune buone famiglie, e contemporaneamente metteva in piedi, stava cercando maestre che in qualche modo pagava perché facessero scuola a delle ragazze. E intanto, quando poteva, continuava a frequentare l'ospedale. L'incertezza degli inizi delle scuole dura anni, perché le case erano molto piccole, i contratti erano contratti capestri, quindi erano costretti a continuare a cambiare casa, e anche le maestre erano poco affidabili perché continuavano a cambiare, a lasciarla a piedi, e le difficoltà economiche erano continue. La stessa Maddalena non poteva stare con loro e non poteva abitare con loro perché doveva stare a casa sua, perché gli impegni familiari chiedevano che lei rimanesse lì. Comunque riusciva nel 1803 a dare inizio alla prima scuola gratuita. Però interessante questo giudizio, perché è bellissimo. Lei dice, si accorge di una cosa: raccogliere ragazze è per sé cosa piccola, che in molti paesi si pratica. Era invece educarle bene, sì da farle brave cristiane, delle vere madri di famiglie, la grande difficoltà. Ma poi riesce a trovare qual è il punto vero. Individuava il nocciolo del problema nel trovare maestre adatte allo scopo. Dame devote se ne trovano a fasci, ma vere vocazioni non è tanto facile. E quindi devote sì, ma mi viene in mente adesso, per carità, con tutto il rispetto, mamma mia, la questione dei catechismi, le catechiste, i catechisti, ma gente molto spesso devota, volenterose, no? E quindi bisogna fare un monumento. Adesso qui ho di fronte una, ma anche più di una, ecco, bisogna fare dei monumenti, no? Ma trovare, ecco, a volte sono come un'azione di supplenza, ma deve poter diventare proprio una vocazione. Vocazione perché è una missione. Voleva perciò impiantare qualcosa di stabile con l'obiettivo, ecco che cosa incomincia a frullarle nella testa, formare le maestre, nutrite nel loro ministero dall'amore di Dio e dalla coscienza di una vera vocazione, cioè che non è un lavoro, non è una qualcosa che ti impegna per un pezzo di tempo, ma ti impegna tutta la vita.
In ospedale, poco prima, ecco l'incontro con la contessa Durini, che è una appartenente alla nobiltà milanese, a cui era giunta voce a questo gruppo di persone della carità milanese, era giunta voce di quello che si stava facendo a Verona nell'ospedale dell'Evangelica Fratellanza, e hanno inviato questa contessa Durini per vedere e per conoscere. Casualmente viene attratta da una giovane, dal modo con cui questa giovane trattava e si rivolgeva agli ammalati e come li accudiva. Questa la osserva per 2 giorni, a un certo punto si avvicina e dice: ma chi è, chi non è? E lei era appunto Maddalena, e diventeranno amicissime. Maddalena ha un scambio epistolare, una produzione epistolare abbondantissima, sono state raccolte e ritrovate 15.000 lettere, e sono 7 volumi, raccolti in 7 volumi, e moltissime di queste sono con la contessa Durini. Diventano amicissime, uno scambio epistolare intensissimo, dove noi moltissime notizie che riguardano la vita di Leonardi, che riguardano la vita di Steb, quello che accadeva in città, noi lo sappiamo dalle lettere della Canossa, perché racconta la Durini tutto, si preoccupa, sappiamo della salute, della malattia dei 2 preti amici, dei contatti con la realtà milanese. È un pozzo di notizie interessantissime. E questo gemellaggio e questo rapporto con la realtà milanese sarà importantissimo proprio per la vicenda anche dei nostri amici veronesi. Incontra molte persone cristiane, cerca di far tesoro delle esperienze, perché anche lei coltiva questa idea di creare un gruppo di maestre, ma dedicate, la cui dedizione sia totale a Cristo, e questa azione di carità, di dedizione alle ragazze, e quindi si informa, legge, incontra persone, eccetera, eccetera, ma si riconosce soprattutto, e anzi in modo pieno, nella regola delle figlie di Gesù di San Vincenzo de Paoli, e lei chiamerà le sue discepole appunto figlie di Gesù, prendendo il nome da San Vincenzo de Paoli. Queste regole conosciute tramite un prete che era il direttore spirituale del gruppo milanese, era un barnabita milanese, barnabita di una congregazione, e quindi lei riesce tramite la Durini a entrare in contatto con questo De Vecchi, questo prete. Vedo che sono le 22:06, vabbè, finisco con questa diapositiva. Che cos'è che si riconosce, perché quali erano le caratteristiche di queste figlie di Gesù di San Vincenzo de Paoli? E perché si riconosce in questa? È perché sono esattamente le cose che le stavano a cuore a lei, e cioè in primo luogo assistere le ragazze, le bambine, tramite le scuole pubbliche gratuite, per sottrarle dalla strada, istruendole, educandole nella dottrina cristiana, nella morale dei lavori femminili. Poi queste donne si sarebbero dedicate non solo alle bambine e a istruirle, ma anche alle donne adulte, facendo degli esercizi spirituali e facendo anche la dottrina cristiana. E poi in terzo luogo l'assistenza alle inferme, e questo che era come una caratteristica, una nota caratteristica di Maddalena, e non la vuole abbandonare. E quindi queste regole, questa forma di vita religiosa contemplava tutte queste cose. Quello che le aveva suggerito il vescovo Avogadro, ma anche quello per cui lei si sentiva comunque predisposta e attirata. Ci fermiamo qui.